Sì, molto bella la prima parata, come la giudichi? Come la giudichi? Niente, ci rendiamo per questo. Ci rendiamo per questo quando ti devi trovare pronto a fare il suo, insomma. Vai. Specialmente la prima parata eri anche a freddo, perché erano passati appena 6 minuti su un errore, mi pare, di Lukovic. No, penso che ero caldo, perché ho fatto un riscaldamento forte, così sei subito caldo. Non è che ero freddo. No, è vero che è arrivata subito, dopo 5 minuti, mi sa, ma meglio, prima che entri in partita meglio. Secondo tempo avete gestito, però alla fine il Bari ha avuto comunque 2 belle occasioni, no? Come hai visto la difesa in generale? No, la difesa ho visto bene, abbiamo rischiato qualche volta troppo perché volevamo far troppo in mezzo, invece qualche palla dovevamo buttare fuori, proprio fuori, non complicarsi la vita, insomma. Perché le loro occasioni sono venute perché noi abbiamo dato la possibilità, non è che hanno fatto qualcosa. Senti, ti aspetti di giocare domenica? Ma io non mi aspetto sempre di giocare, per me è importante che mi alleno, credo in se stesso e poi vediamo, scelte fanno gli altri, io devo fare professionista, quando sono chiamato a causa rispondo. La squadra è parsa in crescita durante il proseguo della partita, segno che probabilmente anche perché non avete mai giocato insieme con questo tipo di formazione, quindi comunque l'ordine e la disciplina tattica c'è sempre stata e questo è un buon segno. Questo è importante, che è da dietro la difesa che è sempre ordinata, poi quando non prendi gol è facile andare a provare, ma la cosa più importante per me è che non prendi gol, la difesa sia sempre ordinata e rischia meno possibile. Lui ha posto comunque per la prima partita con questa maglia una soddisfazione, 2 gol fanno sempre piacere, sia che avvengono in Coppa, certo in campionato hanno un sapore diverso, però comunque una partita ufficiale ci tenevamo a passare il turno e sono molto felice e soddisfatto per questa doppietta. 2 gol quando l'ultima volta? L'ultima volta a gennaio doppietta in campionato nella vittoria esterna contro il Messina, poi l'altra doppietta ancora in Coppa Italia all'inizio della precedente stagione. Quella partita che avete vinto alla fine, se non sbaglio, sì, no? Sì, il primo gol al 90esimo, secondo 93. 90-93. Quella era anche una bella soddisfazione. Marino avrà il suo da fare a scegliere chi tenere fuori, perché siete in tanti e siete tutti bravi. Sì, siamo tanti e siamo tutti bravi, hai ragione, per cui il nostro compito, il mio compito è quello di mettere in difficoltà il mister, lavorando, cercando di fare bene nelle partite ufficiali, soprattutto negli allenamenti, perché con noi il mister è stato chiaro e giocherà chi merita, per cui questo è solo che uno stimolo che ci porterà a migliorare e a crescere come gruppo, oltre che come individualità. Sì, oltre ai gol fai un gran movimento di ritorno, di piegamento, collabori molto con la manovra, è una tua caratteristica anche questa? Non è, cioè magari poi sai, quando un ragazzo è giovane ha la possibilità di crescere, no? di arricchire il proprio repertorio. Io ho 20 anni, per cui non credo di aver completato ancora le mie qualità, ecco, per cui c'è tempo, il mister chiede un aiuto da parte del centravanti, soprattutto sulla respinta del centrocampo per tenere la palla, perché è importante per farci ripartire, per dettare i tempi alla squadra, per cui voglio dire, credo sia il minimo che un giocatore provi a fare quello che chiede il mister. Poi oggi è andata abbastanza bene, magari qualche altra volta non andrà così, però oggi sono abbastanza soddisfatto, sì. È più bello l'assist di Peppe o di Flore? Sono stati, a proposito, ecco, io volevo ringraziare loro due e il mio gol, cioè in quelle 2 palle, sia quella di Antonio che in quella di Simone, c'era scritto spingere dentro, per cui non è che sì, io sono un finalizzatore, però oggi in maniera particolare mi sento di ringraziare loro due che mi hanno messo a disposizione 2 palle semplici, cioè che poi i gol magari non sono mai semplici, però oggettivamente ho dovuto soltanto spingerle dentro, per cui un bravo a loro che mi hanno dato questa possibilità.